in attesa di cominciare a fare il discorso dell'inaugurazione. Non sono assolutamente teso. Ciao. I used to believe in dark rooms, resting in the shadows, and racing with my... Abbiamo sognato questo momento, caro Don Piero, cara comunità cristiana. Innanzitutto ringrazio di cuore Don Carlo Coriele per la fiducia che ha riposto in noi progettisti, il geometra Giorgio Scalcotto ed io, per questo incarico di riqualificazione di quella che era un tempo una casa contadina. C'è una foto storica del primo dopoguerra dove si vede questo edificio in mezzo alla campagna che separava allora Schio da Sant'Orso, una casa contadina, solitaria, tra prati coltivati, addossata alla stalla, fulcro dell'attività rurale. La casa contadina è quindi la memoria storica del nostro paesaggio, del luogo dove ci troviamo oggi, che lo sviluppo urbanistico della conurbazione ha invaso, creando da un lato il progresso del dopoguerra, rispondendo alla domanda di nuove abitazioni e dall'altro il senso civile di una comunità. Sono salito qualche giorno fa sopra le colline di Malo, in località Montepiane, e percorrendo una strada bianca ho raggiunto Contral Coriele e ho visto la casa dove è nato Don Carlo. Il tempo lassù sembra essersi fermato, 2 o 3 case contadine con vicino le stalle dei profondi portici, dove un tempo Don Carlo bambino giocava, riparandosi dalla pioggia, e piccoli slaghi a formare anguste corti e aie per gli animali domestici. L'edilizia rurale nelle sue aggregazioni formali era funzionale alla vita contadina e il suo stare insieme nelle lunghe serie invernali, dentro le stalle per scaldarsi e raccontare storie e leggende e soprattutto fare filò. Tutto questo diventa architettura, poiché, citando Apollosso, possiamo ancora dire, come un secolo fa, che la verità, anche se vecchia di secoli, è più attuale della menzogna che ci cammina accanto. Così noi abbiamo recuperato questa casa colonica, rileggendola per trovare la sua memoria storica, l'abitazione dipinta di bianco, come la pitturava di calce il contadino di tanto in tanto, la stalla con i profondi archi liberati dalle recenti tamponature e chiuse con serramenti scuri, per ricreare visivamente la profondità delle ombre del portico. Tutto torna a essere teatro di una vita collettiva, dove nuovi filò del contemporaneo racconteranno nuove storie, le nostre storie. Abbiamo voluto mantenere le aperture che consentivano alle mucche di entrare nella stalla. Queste porte avevano delle svasature che permettevano ai fianchi degli animali di non ferirsi. Questo ampio spazio a piano terra è il fulcro del nuovo centro parrocchiale, è per noi progettisti il luogo coperto dove incontrarsi, come un tempo era il portico coperto delle stalle, lo spazio collettivo dell'incontro, delle relazioni, della parola, dell'amicizia. A questo serve l'architettura, trovare le tracce del nostro passato per erigere mappe per indicare il nostro futuro. Ma l'architettura è anche corpo e colore, così dal libro di Andrei Rublev del 1422, intitolata Trinità, che vedete raffigurata qui sopra l'ingresso, abbiamo preso le tonalità cromatiche e le abbiamo citate qua e là. L'oro, che rappresenta il riflesso naturale della luce nella veste di Dio, il celeste, simbolo della vita eterna, tutte e 3 le figure della Trinità hanno un po' di celeste. Il rosso della tunica di Cristo, simbolo del sacrificio, il verde, simbolo della vita e della natura. Ecco, questo abbiamo fatto, con professionalità e passione, e consegniamo oggi questo recupero della vecchia casa colonica alla comunità di Santa Trinità, poiché ogni progetto di architettura è un progetto pubblico.